Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata della TV dei ragazzi. Vediamo il sommario di oggi. Conosciamo l'ultimo Sonderkommando. Vi presentiamo il libro della settimana. Incontriamo la squadra di Serie A dell'Hockey Bassano. Intervista all'autrice per ragazzi Cristina Bellemo. Un modo divertente di fare educazione fisica a scuola. Siamo stati a Mussolente. Non cambiate canale! Ciao ragazzi, siamo andati al Bellavitis 2.0 per intervistare degli studenti di terza media che hanno ascoltato Enrico Vanzini, un sopravvissuto allo sterminio nazista. Ecco il servizio di Filippo e Vittoria. Sono 6 anni che giro nelle scuole, in tutte le scuole dove mi chiedono, e anche alla sera quando ci sono magari dei gruppi di gente che vorrebbero sapere come era dentro questo lager, perché sono stato da Dachau 7 mesi e ho fatto 7 mesi di inferno dentro là. Lo scopo di questi incontri, che fanno parte del progetto Memorie della Storia, è quello di far conoscere, con testimonianze di persone che hanno vissuto direttamente alcuni fatti del Novecento. Oggi abbiamo avuto l'onore di avere qui con noi il signore Enrico Vanzini. La scuola è molto attenta ai fatti della storia, proprio perché ci sono avvenimenti così importanti che non si possono affrontare solo sui libri. Le terze sono impegnate a presentare a tutti gli alunni le giornate della memoria, in onore delle vittime dell'Olocausto, in onore delle vittime delle foibe, in onore delle vittime della mafia, per il 25 aprile. Ho lavorato 15 giorni, cioè mi hanno fatto lavorare l'SS come Sonderkommando, cioè come corpi specializzati, loro dicevano corpi specializzati, per bruciare i nostri compagni, perché ce n'era sempre carri pieni di morti. Io dico la verità, no. In una sera ne ho bruciati 320 in una sera sola. Pensate quanti morti che c'erano, non si faceva in tempo. E quindi io porto questa testimonianza reale, perché non è una testimonianza di cose magari che ho visto e riportate, no. Questo io ho sofferto tanto. Cosa sapete di questo personaggio? Enrico Vanzini è nato il 18 novembre 1922, è stato un soldato italiano e catturato dai tedeschi in Grecia dopo l'8 settembre e portato a Ingolstadt a lavorare in una fabbrica di chassis di carri armati. Durante un attacco nemico, lui e altri suoi 2 amici sono scappati in una pineta vicina e dopo 10 giorni sono stati catturati da guardie tedesche con la pena della fucilazione, ma invece sono stati deportati in un campo di concentramento a Dachau, dove è diventato testimone dell'orrore tedesco. Cosa vi ha colpito di più di questo incontro? Ci ha colpito molto la storia che ha vissuto, l'esperienza del campo di concentramento. Lui è, anche grazie alla sua forza di volontà e anche alla sua fede, è riuscito a sopravvivere a questo fenomeno disastroso e anche essendo in fin di vita, infatti quando è stato ritrovato camminava in ginocchia perché era appunto in fin di vita. Da Bellavitis 2.0 è tutto, a voi la parola in studio. Abbiamo qui le classi dell'Istituto Comprensivo 2 della Scuola Media Giusto Bellavitis 2.0 che ci presenteranno il libro Io e il Falco. Io e il Falco è un libro della scrittrice Cristina Bellemo che è nata e vive tuttora a Bassano del Grappa. Parla di Salvatore, un bambino con la passione per gli uccelli, a cui il nonno durante una vacanza regala un falco piccolo. È l'inizio di una grande passione che rimarrà intatta nel tempo, anche se poi
piccolo scappa. Infatti alla fine degli studi universitari Salvatore impara il lavoro di falconiere e va a lavorare in America per il Bergin Fund, un ente che si occupa della reintegrazione degli falchi allevati in cattività. Questo libro, secondo me, racconta un'unione speciale, un'unica vita divisa in due fra un ragazzo e un animale. Questo animale lo fa crescere, lo fa cambiare e lo spinge a rischiare. Inoltre dimostra come un grande sogno, con l'impegno, la costanza e la determinazione, possa diventare realtà. Di questo libro a me sono piaciute molto le descrizioni e le piccole frasi che descrivono questa sintonia, come ad esempio: sentì il suo cuore, il suo battito intrecciarsi al mio. Boom, 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 come se fossi dentro di lui e lui dentro di me. Io e il falco è un libro, secondo me, speciale e particolare, perché, seppur con un linguaggio semplice e capibile da tutti, spiega, descrive grandi valori come l'amicizia, la fedeltà e l'unione. E inoltre si rifà alla storia. Se io dovessi riassumere questo libro con dei concetti, lo riassumerei con i concetti di amicizia e fedeltà. Parliamo di sport, la linea ai nostri inviati. Ciao ragazzi, siamo al palazzetto dello sport di Bassano del Grappa, il Palasind, per incontrare durante i loro allenamenti i giocatori di Serie A e la squadra giovanile dell'Hockey Bassano. Abbiamo qui i ragazzi della squadra giovanile dell'Hockey di Bassano. Ciao ragazzi, quali sono le regole per giocare a hockey? Beh, ovviamente non bisogna fare falli, perché se no ti può anche dare il cartellino blu l'arbitro. Non bisogna agganciare, tante cose. Ti può dare il rosso, che vuol dire stare per giornate fuori, giornate di partita. L'arbitro può darti tante cose, ti può dare falli, che se tu fai 10 falli è punizione di prima per gli avversari. Qualche volta anche i giocatori protestano perché sì, credono che non sia fallo e allora protestano un po' con l'arbitro e l'arbitro si arrabbia. Ti piace giocare a hockey? Sì, a me piace giocare a hockey, però all'inizio non ero molto convinto, però pian piano inizio a divertirmi e ora sono qua. Perché hai scelto questo sport? Perché anche mio papà gioca a hockey e fa bene al fisico, è divertente tirare in porta. Buongiorno e complimenti per la vostra carriera sportiva. Quali sono le caratteristiche fondamentali che bisogna possedere per giocare a hockey? Ma come tutti gli sport l'importante è divertirsi, dunque non ci sono delle caratteristiche necessarie nell'hockey. Ci deve essere voglia di divertirsi, di stare col gruppo, di rispettare delle regole. Come è nata questa passione e perché avete scelto tale sport? Beh, per me è nata seguendo mia sorella, che aveva 2 anni più grande di me, che pattinava. Poi sono andato lì a vederla e ho messo i pattini e da lì non ho più smesso. Sono quasi 30 anni che lo faccio, vuol dire che oltre a uno sport è anche il mio lavoro e anche la mia passione. Voi siete in Serie A, gli allenamenti sono duri? E quanto vi allenate durante la settimana? Beh, per rimanere a questi livelli gli allenamenti sono duri, infatti lo può testimoniare che il nostro preparatore atletico. Facciamo 8 allenamenti alla settimana, 4 mattine e 4 pomeriggi e più le partite il sabato. Comunque è uno sport molto duro e oltre ad allenarsi bisogna tenere un regime alimentare anche adeguato, altrimenti si fa fatica dopo tutti questi allenamenti a reggere il ritmo. Tu sei un preparatore atletico, cosa significa preparare i giocatori? Allora facciamo degli allenamenti fisici sia in palestra che in pista, in modo da arrivare pronti nel miglior dei modi alla partita del sabato o al turno infrasettimanale di martedì, e logicamente bisogna lavorare parecchio, i ragazzi fanno molta fatica
però questo permette loro di rimanere sempre ai massimi livelli in uno sport così che richiede molte energie e una preparazione veramente impegnativa. Martedì 19 gennaio si celebra il santo patrono della nostra città, Bassano del Grappa. Venite con noi alla scoperta tra storia e leggenda di questo straordinario uomo. San Bassiano o San Bassano è stato un vescovo cattolico italiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica. È il patrono principale di Lodi e Bassano del Grappa. Fu ordinato vescovo dalla diocesi di Lodi il 19 gennaio 437. La leggenda narra che Bassiano, mentre era in cammino, gli corse incontro una cerva con 2 cerbiatti. Era inseguita da alcuni cacciatori e l'avevano tanto spaventata da farle perdere la speranza di salvarsi. Era ferita e cercava rifugio. La cerva si fermò vicino a Bassiano, quasi volesse chiedergli protezione. Giunsero i cacciatori e si meravigliarono come una bestia selvatica fosse così addomesticata. Uno dei cacciatori disse ai compagni: «Lasciate che la cerva vada con questo forestiero», e stava per strappare la cerva dal santo, ma Bassiano disse: non sono stato io, ma Dio che ti ordina di non osar far male a questo animale e a questi piccoli. Il cacciatore cercò ugualmente di afferrare la cerva, ma fu colpito da una misteriosa forza che lo fece cadere da cavallo e finì a terra tramortito. Gli altri cacciatori, presi dalla paura, si inginocchiarono ai piedi di San Bassiano e lasciarono libera la cerva. Questa storia spiega perché San Bassiano, nella statua di Piazza Libertà a Bassano, era raffigurato accanto a una cerva. È venuta a trovarci in studio Cristina Bellemo, autrice bassanese di libri per l'infanzia. Ha pubblicato raccolte di racconti, albi illustrati e romanzi per prestigiose case editrici. Quando e come è nata la sua passione per la scrittura? Allora, quando i bambini e i ragazzi mi fanno questa domanda, rispondo sempre in maniera molto precisa. Tutto è nato con una poesia che avevo scritto in quinta della scuola primaria, una poesia che esprimeva tristezza perché ero stata esclusa da una bella festa di compleanno e la mia maestra, la maestra Franca Mancuso, ha fatto scrivere ai miei compagni la poesia su tutti i loro quaderni e quello io lo considero un inizio. Cosa prova quando si immerge in una storia? Direi che proprio mi ci immergo, hai usato la parola giusta, davvero completamente, tanto da non accorgermi più di quello che accade intorno. E vado proprio nel luogo della storia, tra i personaggi della storia, e se per caso all'improvviso suona il campanello è come se proprio di colpo mi risvegliassi e fossi riportata alla realtà. Ha lavorato con numerosi illustratori. Che sintonia si crea fra chi scrive e chi illustra una storia? Beh, direi che l'incontro, che in genere è un incontro che viene pensato e immaginato dall'editore, che sceglie l'autore ma sceglie anche l'illustratore, è stato per me sempre un incontro molto bello. Ho conosciuto persone molto diverse tra loro e che hanno raccontato le mie storie con le loro mani, con la loro arte. È stato per me una meraviglia, sono molto grata a loro e anche per le storie ulteriori che hanno raccontato sulle mie parole. A quali progetti sta lavorando attualmente? Allora, sono molto contenta di parlarne qui perché un progetto importante a cui sto lavorando riguarda Tarcisio Frigo e quindi credo questo sia il luogo più bello per ricordare questo progetto a cui tengo tanto. Ed ora la linea ai nostri inviati Mattia e Francesco. Oggi ci troviamo a una scuola media di Mussolente. Qui fanno ginnastica in un modo strano. Andiamo a vedere di cosa si tratta.
qui con la professoressa Barbara Martello. Buongiorno professoressa. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Ci vuole spiegare cosa succede nelle sue ore di educazione fisica? Certamente, allora noi abbiamo pensato quest'anno di aprire un laboratorio della giocoleria. Allora i ragazzi al pomeriggio potevano venire a esercitarsi a lavorare con la giocoleria. Perché facciamo queste cose a scuola? Perché secondo me è molto importante affinare bene la manualità oculo-occhio, in modo che la mano e l'occhio si muovono e riescono a fare dei bei esercizi. Questa è una cosa importante perché primo i ragazzi si divertono molto, secondo hanno un'autostima migliore di loro perché si sperimentano nel movimento, terzo siccome sono abituati a schiacciare solo bottoni con internet, questo lavoro fa sì che sviluppino anche la capacità laterale, quindi quando uno va in bicicletta, se fa bene la giocoleria riesce anche a vedere bene di lato della strada e quindi anche un lavoro stradale. E poi è un gioco di squadra per cui loro si mettono in gioco e quindi è un'esperienza legata all'educazione fisica che sviluppa anche le competenze di coordinazione. Cosa stai facendo? Sto facendo un esercizio per aiutare il movimento del polso e delle gambe. Ti piace fare giocoleria? Sì, mi piace tanto perché è una cosa che non ho mai fatto, è come sperimentare una cosa nuova. Ti alleni anche a casa? Sì, 5 minuti al giorno mi alleno ogni giorno. Lo consiglieresti? Sì, perché è un modo per divertirsi, fai molti esercizi a casa e poi ti diverti perché sei insieme a tanti amici. Sappiamo che con i ragazzi sta avvolgendo anche un innovativo progetto sulla respirazione. Ce ne vuole parlare? Sì, allora io credo che oggi i ragazzi hanno bisogno di strumenti nuovi. Siccome siamo di corsa dalla mattina alla sera, è importante crescere è l'equilibrio tra sapersi muovere bene e sapersi fermare. Quindi a scuola noi facciamo un lavoro sul respiro e sul rilassamento, perché è un equilibrio della persona. Quindi loro riescono a fermarsi, a fare silenzio, che è una cosa importante oggi, e poi ascoltano il loro respiro. Questo lavoro cosa serve? Primo, a essere meno agitati. Secondo, aiuta la concentrazione. Terzo, noi impariamo ad ascoltare la nostra persona, perché noi facciamo 50.000 cose interessanti, ma siamo sempre fuori di noi. Questo lavoro di fermare la voce, di fermare il silenzio, di ascoltare il proprio respiro, aiuta a prendere consapevolezza di chi siamo e di dove stiamo andando. E per me è una cosa importantissima. È una tecnica che loro poi potranno avere e usare per il resto della loro vita. Da Mussolente è tutto. Ragazzi in studio, a voi la parola. Ciao! Pochi giorni fa, martedì 12 gennaio, si è celebrato il 380° anniversario della nascita di Charles Perrault, scrittore parigino del Seicento, famoso ancora oggi per fiabe come Pollicino, Cappuccetto Rosso, La Bella Addormentata, Cenerentola e Il gatto con gli stivali. Nel 1875 molti dei racconti di Charles Perrault vennero tradotti per la prima volta dal francese all'italiano da Carlo Collodi, l'autore di Pinocchio. Cari ragazzi, se avete proposte, idee, curiosità o argomenti che volete fossero trattati, scriveteci a questa email. Vi diamo appuntamento le domeniche alle 14:30, sempre qui su Rete Veneta. Ciao! Who adore you, just go